Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro spazio di approfondimento delle ore 13. Vi presento subito l'ospite di quest'oggi. Parleremo della manifestazione Scienza e Virgola con Donato Ramani dell'Ufficio Stampa Comunicazione della Sissa e naturalmente anche di Scienza e Virgola. Buongiorno e ben arrivato. Buongiorno, ben trovato e ben trovati. Grazie di essere qui. Allora, Scienza e Virgola ormai è una realtà che conosciamo, quest'anno è all'insegna della diversità, no? Pare di capire il programma. Sì, la parola chiave è il valore, la diversità e il valore della diversità, che significa diversità di opinioni, di punti di vista, di personaggi e anche di formati con cui presentiamo il nostro fittissimo programma, perché è un programma che conta 40 eventi in 6 giorni, quindi diversità anche come valore, perché l'omologazione non porta, secondo noi, da nessuna parte, invece la diversità porta progresso, innovazione, idee nuove, insomma è una ricchezza che vogliamo. Avete scelto il focus su questa parola e quindi a tutto quello che gira intorno alla diversità. 6 giorni di confronti tra esperti, scrittori, esperti di settori anche diversi, no? Sì, avremo, come dicevo prima, una diversità di temi, perché parleremo di un po' di tutto, dall'intelligenza artificiale agli animali, le scienze naturali, la medicina, la psicologia, la fisica, davvero tantissimi temi, con un'impronta fortemente femminile. Quest'anno avremo tantissime protagoniste, attrici, autrici, scrittrici, attiviste, sceneggiatrici, insomma personaggi femminili che porteranno il loro punto di vista, che riteniamo fondamentale. Bene, quindi il programma è già cominciato ieri con un'anticipazione, un'anteprima, possiamo dirlo, al Caffè San Marco con Eugenia Fenzi e Alberto Poloias sul caffè, no? Dedicato al caffè, quindi anche qui vediamo proprio dal sito di Scienza e Virgola, è facilmente consultabile, sì. Tutto il programma pubblicato con questa anteprima di ieri. No? Sì, con l'anteprima, tra l'altro il Caffè San Marco è uno dei nostri partner che supportano l'iniziativa. Scienze e Virgola è organizzato dal laboratorio interdisciplinare della Sissa in collaborazione, le dico, con la cooperativa Teatro Mila Bonaventura, l'associazione Casa del Cinema di Trieste, appunto l'Antico Caffè Libreria San Marco e il Trieste Book Fest, e ha la direzione artistica di Paolo Giordano, scrittore premio Strega per La solitudine nei numeri primi, e che sarà tra l'altro protagonista di 3 eventi, giovedì, sabato e domenica, in cui Paolo Giordano si metterà in dialogo con 3 protagoniste su 3 temi diversi. Quindi al femminile, diversità declinata molto al femminile, sì. Questo ci piace particolarmente. Allora, il programma vero e proprio, quindi al di là delle 6 giornate, no? Entra nel vivo, possiamo dire così, giovedì. Giovedì cominciamo giovedì mattina in una scuola, perché quest'anno, come in tutti gli anni in realtà, le scuole sono protagoniste. Verrà presentato un libro nella scuola dell'Edda Fabiani, La cura inaspettata, che è dedicata alle terapie contro l'HIV. E poi il pomeriggio vero e proprio, insomma l'apertura vera e propria comincia giovedì pomeriggio. Parleremo di plastica, dell'invasione della plastica, certo. Parleremo di dinosauri eccellenti, con la presentazione appunto di un libro sulla plastica con 3 giornaliste della RAI, al Caffè San Marco. Invece alla Lovat ci saranno dinosauri eccellenti, storia di 10 dinosauri famosi, tra cui c'è anche Antonio, il nostro Antonio, con Vini Guasti, che racconterà perché questi sono delle celebrità estinte, che è il sottotitolo del libro. E poi ci sarà sempre a San Marco, si parlerà di umanesimo e scienza, un possibile incontro, e invece la serata, la vera e propria apertura alla Piccola Fenice con Paolo Giordano, che sarà in dialogo con 2 importanti scrittrici, Chiara Valerio e Oliva Leng, che parleranno della
la libertà, di trovare la libertà attraverso la scrittura. Questo è un evento su prenotazione. Alcuni eventi, non tanti, però alcuni eventi di Scienze Virgola sono su prenotazione, per questo è importante andare sul nostro sito, perché quello è il posto in cui si può prenotare. Si può fare tutto appunto sul sito, Si no? fa tutto sul lo sito, diciamo, assolutamente. quindi sì. chi vuole prenotarsi per questo e altri incontri di cui parliamo fra un attimo. L'Open Day è inserito all'interno del programma di Scienze Virgola. Sì, l'Open Day della SISSA. SISSA, la SISSA tradizionalmente organizza questo Open Day, le porte aperte alla SISSA, in cui la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, che si trova in via Bonomea 265, e i triestini conosceranno quel luogo perché è l'ex ospedale Santorio, e lì la SISSA a partire dalle 14 di venerdì 17 apre le sue porte a tutte coloro che vogliono conoscere la SISSA, incontrare le ricercatrici e i ricercatori del nostro istituto, con le visite ai laboratori, la visita all'istituto, ci saranno interviste appunto alle scienziate e agli scienziati, insomma, giochi, moltissime cose. Poi alle 5 si proseguirà il programma con un dialogo tra Marilu Casini e Federica Sgorbis sul ruolo della donna nella scienza, l'inclusione nella scienza, e a seguire un documentario dedicato alla scienziata che ha segnato così tanto la storia della scienza e la storia di Trieste, Margherita Hack. Margherita Hack, quindi da Margherita a oggi. Da Margherita, tra l'altro il documentario si chiama Una Margherita a Trieste, la testimonianza di coloro i quali le quali hanno conosciuto e frequentato Margherita Hack, e il pomeriggio alla SISSA si concluderà con questa performance che si chiama Parliamoci, dialogo impossibile tra Alma e Gustav Mahler, tra un'attrice e ChatGPT, di e con Diana Höbel, ed è un esperimento interessantissimo perché Diana Höbel interpreterà Alma Mahler, e ChatGPT, che è questo programma di intelligenza artificiale che noi conosciamo, interpreterà Gustav, e quindi l'attrice si interfaccerà e dialogherà con un sistema di intelligenza artificiale, ed è un esperimento, credo, abbastanza unico, perché è inedito anche, possiamo inedito, dire, comunque, sì, è devo dire, credo abbastanza unico, perché tra l'altro è un evento che nascerà lì, si baserà sul dialogo tra l'attrice e l'intelligenza artificiale, quindi sarà unico e irripetibile in qualche maniera. Quindi le risposte dell'intelligenza artificiale saranno assolutamente spontanee, e chi parteciperà si accorgerà di quanto l'intelligenza artificiale sia pronta a rispondere a tono e in maniera assolutamente appropriata diciamo, agli stimoli che l'attrice porrà a questa realtà artificiale. Allora, qui siamo arrivati alla giornata di venerdì 17, però c'è un sabato anche qui molto intenso, no? C'è un sabato di eventi, ricchissimo, con tantissime cose. C'è un documentario a proposito di figure femminili, un documentario su Marie Curie, una mattinée al Teatro Miela, un libro sulle sperimentazioni più pazze che sono state fatte dagli scienziati su se stessi, in un libro firmato da Silvia Bencivelli che si chiama Eroica, folla e visionaria, e poi tante altre cose nel pomeriggio fino alla sera con Stefania Andreoli, notissima psicoterapeuta, che dialogherà al Miela con Paolo Giordano in un intervento che si chiama Io, te e l'amore. Si parlerà di amore ai tempi del narcisismo, alle 7 al Teatro Miela. Al Miela, perché l'abbiamo citato prima, è tra appunto i partners di questa iniziativa, e non è solo, c'è anche il cinema, no? Non solo il teatro, il cinema è declinato davvero cinema, teatro, per teatro anche con forme molto diverse, insomma anche cose molto sperimentali.
Allora, si parla domenica 19 maggio di clima, si comincia un po' Si con parla questo, di clima, no? e di biodiversità, di biodiversità al San Marco, e poi anche il clima che vogliamo, ogni decimo di grado conta, insomma è un tema caldo in tutti i sensi, il clima e la infatti, biodiversità, e quindi ovviamente Scienza e Virgola se ne occupa. Nel pomeriggio di domenica poi c'è un incontro su Basaglia, perché che è una figura che ancora ci può, che anzi ci deve dare molti stimoli, molte cose, molti insegnamenti, e la sera alle 7 al Teatro Miela, sempre Paolo Giordano in dialogo con Cecilia Sala. Cecilia Sala, giornalista e autrice di podcast, inviata in zone di guerra. Questo evento si chiama L'Incendio, che tra l'altro si ispira a un suo libro pubblicato qualche mese fa. L'incendio è quello che sta accadendo in alcune zone della terra che questa giornalista ha esplorato, che sono l'Iran, l'Afghanistan e l'Ucraina, e lei racconterà di queste generazioni di giovanissimi che si trovano ad affrontare questo incendio, cioè queste realtà di grandissima crisi, di grandissimo dolore. Lei le ha viste, le ha testimoniate e le racconterà. Le guerre insomma in atto, e di cui ci occupiamo anche purtroppo noi nella cronaca. Viste no? però dalla prospettiva di una giornalista che da sola affronta queste situazioni e incontra le persone che ogni giorno, i ragazzi e le ragazze che tutti i giorni vivono queste situazioni. Si è parlato anche, appunto, si racconterà a Basaglia 100 anni dopo, l'abbiamo visto, appunto, anche questa è una molto, molto triestina, cioè partita da Trieste, però molto universale. Assolutamente, è importante raccontare il pensiero, la storia di Basaglia, di quello che è successo in questa zona e che è ancora così urgente, così importante portare avanti. Non solo giovani, anche le persone anziane, e l'approfondimento sull'Alzheimer si va già a lunedì 20. Lunedì al Teatro dei Fabbri alle ore 18:30. Questa è una forma, diciamo, un po' nuova di racconto, perché appunto abbiamo questo evento che si chiama Le parole che non ho detto, io non ho Dino e l'Alzheimer, l'attore in scena in realtà è un ricercatore che studia l'Alzheimer, e che in questa sua performance, che dura circa un'ora, racconterà le motivazioni che l'hanno spinto a studiare l'Alzheimer e le malattie neurodegenerative, in una forma nuova, teatrale, perché lui sarà da solo in scena a raccontare la sua vita e la sua esperienza da ricercatore, a cui seguirà un dialogo con la giornalista Letizia Gabaglio, in cui affronteranno anche i temi scientifici del suo spettacolo. E poi lunedì, sempre lunedì alla sera, Gabriella Grayson al Teatro Miela, con Ogni cosa è collegata, attrice, fisica, autrice, che porterà in scena la storia di Paoli, grande fisico, e insomma della sua ricerca sia scientifica che personale. Il finale dell'intera manifestazione, lo ricordiamo, Scienza e Virgola, 21, il martedì 21, anche qui altri appuntamenti, tanti appuntamenti, insomma, per il gran finale, no? Sì, possiamo dire. Ci sarà un appuntamento, tra l'altro quest'anno, una delle realtà, noi andiamo nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie, insomma, in tantissimi luoghi, nei caffè, nei teatri. Quest'anno Scienza e Virgola arriva anche nella casa circondariale di Trieste, e avremo due eventi, uno lunedì e l'altro martedì, all'interno della casa circondariale Ernesto Mari di Trieste. Poi i due eventi di chiusura saranno quello molto importante con Barbara Gallavotti, famoso volto televisivo, che intervisterà una famosissima scienziata di Harvard, dell'Università di Harvard, Lisa Randall, al Teatro dei Fabbri alle 18:30, e
dialogheranno sull'universo, sul cosmo. Lei è una cosmologa, i misteri del cosmo, quindi molto affascinante, e chiuderà proprio la manifestazione Galileo Revolution, il cammino della scienza, con due ricercatori che dialogheranno con Massimo Polidoro su cos'è fare scienza, e seguirà appunto un documentario su Galileo. Insomma, un programma ricchissimo, non sono riuscito a dire tutto, ma c'è davvero ricco. Quindi per iscriversi sono tutti a ingresso libero. Meglio prenotarsi, perché alcuni sono a prenotazione, quelli che sono indicati sul sito, gli altri sono proprio a ingresso libero, si può entrare e partecipare. Benissimo, grazie a Donato Ramani dell'ufficio comunicazione della SIS e di Punto e Virgola. Torni presto a trovarci per raccontarci le nuove iniziative. Il sito è scienzaevirgola.it, lo devo dire. Benissimo, scienzaevirgola.it, facilissimo. Allora, grazie, e noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità. A fra poco. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Ennesima rissa tra giovani stranieri nel centro di Trieste. Stavolta è successo di domenica pomeriggio all'angolo fra via Trento e via Geppa. Un 17enne di origine pakistana, coltellato sotto l'ascella, è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Fuggiti prima dell'arrivo della polizia tutti gli altri protagonisti dell'episodio violento. Ma ci dice tutto Gianluca Paladin. 10, forse addirittura 15 giovani stranieri, mani addosso e coltelli a serramanico estratti dalle tasche. Un parapiglia che ha lasciato senza parole i passanti, molti dei quali se la sono data a gambe. Poi l'arrivo delle volanti della questura, sirene spiegate e il fuggi generale. È reso conto dell'ennesima rissa fra giovani stranieri a Trieste, l'ennesimo episodio violento avvenuto stavolta nel tardo pomeriggio di domenica 13 maggio. Teatro dell'episodio il marciapiede all'angolo fra via Trento e via Geppa, con i protagonisti della zuffa che sono finiti anche più volte in strada tra uno spintone e un pugno, con l'evidente pericolo di essere investiti. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che in un primo momento non hanno trovato nessuno da assistere nonostante le evidenti tracce di sangue sull'asfalto. Poco dopo sono stati deviati nella vicina via Flavio Gioia, dove è stato trovato ormai senza forze e con gli indumenti zuppi di sangue un 17enne pakistano che aveva appena subito una coltellata sotto l'ascella, un punto sensibile che in caso di fendente profondo rischia di poter interessare i polmoni. Il giovane, ospite di una struttura di accoglienza per minori a Gorizia, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cattinara. La sua testimonianza è risultata cruciale per ricostruire l'accaduto. Il ragazzo sostiene di essere stato preso di mira da connazionali, al momento però nessuno di questi è stato rintracciato. La zona era stata teatro di altri episodi analoghi, fra cui un'aggressione a colpi di catena. Al momento il movente dell'episodio violento non è chiaro. Questo è il servizio naturalmente di Marco Stabile. Record d'ascolti per la diretta dell'adunata degli alpini di Vicenza sulle reti del gruppo Media Nord-Est, ma non solo. La programmazione della 3 giorni dedicata alle penne nere è stata un successo senza precedenti. Vediamo. La pace è un seme che richiede cura, va annaffiato con l'esempio, con l'impegno, con la solidarietà. Record ascolti senza precedenti per l'adunata nazionale degli alpini di Vicenza, 1.485.000 telespettatori complessivi per le emittenti del gruppo Media Nord-Est, 218.000 il totale degli ascolti in Friuli Venezia Giulia, dove sia TV12 che Tele4 hanno mandato in onda in diretta l'intera sfilata a partire dalle 7 del mattino e per tutta la giornata. Ecco il grafico dei dati certificati Auditel del nostro network. Anche per i meno avvezzi alla materia, i picchi parlano da soli,
colori, con momenti da record assoluto di ascolto per tutte le emittenti. In nero vedete TV12, in giallo Tele4, in rosso Antenna 3. Ma non c'è stata solo la domenica, è stata una 3 giorni di programmazione, quella dedicata alle 100.000 penne nere che si sono date appuntamento nel Vicentino. 6 troupe sul posto a raccontare ogni sfaccettatura dell'evento, i momenti di celebrazione, quelli conviviali, i cori, eppure quegli attimi di spirito alpino colti nella loro veracità, dai collegamenti con tutti i telegiornali del gruppo sino a un sabato di vigilia in cui abbiamo già toccato il 1 milione di telespettatori per le reti media nord-est, una cronaca minuto dopo minuto, cogliendo tutte le diverse sfaccettature dell'essere alpini, dal ricordo dei commilitoni ai tempi moderni con le più avanzate tecnologie utilizzate nei contesti di montagna. Insomma, ancora una volta le nostre TV si sono dimostrate le emittenti degli alpini. Un grazie, come sempre, ai tantissimi che hanno risposto presente davanti al piccolo schermo. E ora il dettaglio della sfilata delle sezioni degli alpini di Trieste e Gorizia nell'ambito dell'Adunata Nazionale di Vicenza. Vediamo. La sezione di Trieste, una sezione piccola ma grande nei valori, una sezione custode di una sofferta e vivissima, orgogliosa, profonda, difesissima italianità. Eccoli gli alpini della storica sezione Guido Corsi di Trieste, accompagnati dal vice sindaco Serena Tonel. Li abbiamo seguiti, accompagnati e raccontati nelle loro iniziative di avvicinamento alla Dunata di Vicenza, con pure un fuori programma inedito alla vigilia della sfilata. E viva la Pobo, se questo è il motto Triesti, che la va di ben, che la va di mal. Sempre allegrima e passione, viva la Pobo. Poi finalmente il momento di unirsi al serpentone delle penne nere, sperando di vedere esaudite le speranze rispetto alla candidatura per l'Adunata Nazionale del 2029. Ricordo che significa non dimenticare quel doloroso esodo istriano-dalmata e soprattutto la dolorosissima vicenda delle foibe. Il 10 di febbraio siamo sempre presenti, lo saremo sempre. Grazie Trieste! Poi Gorizia, le storiche sezioni isontine che tanto hanno dato al corpo, specie ricordando quel passato aspro e difficile, quanto mai indimenticabile, sul fronte orientale. Questa notte fra Re di Puglia e Oslavia si riaccenderanno i fuochi sopra le alture dove tante volte la battaglia si spense nel sangue. Ci sarà un fluttuare di ombre intorno ai bivacchi, perché all'estremità dell'oblio hanno freddo anche i morti e noi non li vogliamo dimenticare, non vogliamo che quel freddo e quell'oblio prenda il sopravvento. Noi ricordiamo la nostra gente di Gorizia, la nostra gente di questa terra straordinariamente bella e di confine. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, quali novità ci sono e chiedo se ci sono delle particolari segnalazioni per la giornata di oggi. Allora, la situazione è tranquilla, traffico nella norma stagionale, nulla di particolare da segnalare da questo punto di vista. Al momento non abbiamo interventi in atti degni di nota, il traffico è scorrevole, stretta e viaria. Per quanto riguarda le note in agenda, questa mattina purtroppo abbiamo dovuto sgomberare la linea tranviaria del tram di Opicina, perché ci saranno dei lavori, delle prove del tram che inizierà a fare delle percorrenze da Piazza Oberdan verso l'abitato di Opicina. Questo andrà avanti per tutta la settimana. Adesso la linea è stata completamente sgomberata, quindi chiediamo anche nei prossimi giorni di non parcheggiare nella zona, soprattutto in via Martiri della Libertà. Ricordo che le rive sono ancora chiuse, la zona di sosta delle rive antistazione marittima, la zona di sosta è interdetta per la presenza della nave da crociera. Dovrebbe riaprire in serata, domani sarà di nuovo fruibile.
Per quanto riguarda i lavori, siamo sotto l'abitato di Contovello, strada del Friuli, abbattimento degli alberi che si erano resi pericolosi per la viabilità. I lavori continueranno sia nel pomeriggio che domani, siamo presenti con il nostro personale, senso unico alternato e brevi interruzioni proprio nel momento dell'abbattimento. Per spaziare poi anche verso la periferia, ricordo che ci sono ancora lavori in GVT, questa mattina è stata chiusa all'ingresso i tracciamenti di via Herrera verso la GVT, questa rampa d'ingresso rimarrà chiusa fino al 20 maggio, quindi non si accede da via Cabotto verso la GVT e domani mattina saranno chiuse le rampe di accesso di via Frigesi verso la superstrada, sia in direzione Trieste che in direzione Venezia. Questa chiusura proseguirà fino al 22 maggio, quindi da via Flavia non si accede verso la GVT. Ultima cosa, ci sono anche dei lavori a Basovizza, nell'abitato di Basovizza, via Gruden, è chiusa su un pezzo di strada, ci sono la segnaletica di deviazione in atto, al momento abbiamo segnalazioni di gravi intralci in questa zona. Altre cose al momento non ci sono, quindi restituirei la linea. Grazie di tutte le informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Noi andiamo avanti, ci spostiamo ora a Barcola, dove eravamo stamattina. Allora il punto sui lavori a Barcola insieme all'assessore comunale Michele Babuder. Vediamo. In alcuni tratti sono ovviamente stati ripristinati anche i cubetti in porfido perché erano i più vicini al mare e con questa ultima fase si provvederà con la rimessa in pristino dei cubetti in porfido superficiali. Partita questa mattina l'ultima fase della ripavimentazione del lungomare Benedetto Croce, un luogo di Barcola preso d'assalto ogni estate. Continua la corsa contro il tempo per dare ai triestini la possibilità di vivere la stagione balneare al meglio. Da oggi, peraltro una ditta anche locale del territorio della nostra ex provincia provvederà a fare le opere di completamento. Tra settembre e ottobre provvederemo anche proprio in questi punti che sono stati più danneggiati a rinforzare le opere di scogliera ovviamente a mare. Quindi quando ci si potrà distendere coprendo completamente la passeggiata? In alcuni spezzoni ovviamente i triestini hanno già potuto usufruire e utilizzare le aree del lungomare, lo faranno anche durante l'estate e saranno delimitate unicamente le aree sulle quali si provvederà all'opera di ripascimento, insomma di riposizionamento dei cubetti in porfido. Ho preferito, e me ne assumo tutte le responsabilità, una soluzione definitiva piuttosto che soluzioni temporanee. Infine una risposta sugli spazi usufruibili da bus e pullman al bivio di Miramare. Proprio il tratto che porta al castello era stato pesantemente danneggiato dalle mareggiate. Noi abbiamo istituito come comune uno spazio di circa 4-5 posti bus in prossimità del bivio. C'è la scomodità di fare qualche metro in più, ovviamente per le persone che hanno una certa difficoltà motoria non posso nascondere che possa incidere anche fare 300 metri in più. Ciò non toglie però che come comune ci siamo fatti parte attiva anche nei confronti della regione di Trenitalia. Dal periodo estivo ci sarà un maggiore numero di treni che si fermerà alla stazione di Miramare, quindi poter usufruire anche dell'ingresso da via Beirut. E c'è un lavoro che va fatto di squadra, quindi a partire dal castello di Miramare, dalle guide che organizzano i tour ovviamente, da chi predispone e offre dei tour presso il castello, ci deve essere anche la ferma consapevolezza che è bene non utilizzare l'autobus per recarsi in quelle zone. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Allora, bentornati in diretta. Prima di passare all'ampia pagina sportiva, una notizia importante di cronaca giudiziaria su un fatto che abbiamo seguito a lungo, la banda dei Rolex. Lo ricorderete, allora si è chiuso questa mattina il processo in primo grado a carico proprio della banda dei Rolex, il gruppo criminale che è ritenuto responsabile di varie rapine armate avvenute negli ultimi 2 anni, tra cui anche il tentato omicidio nei confronti dell'imprenditore
triestino Fabio Galgaro. Il giudice Alessio Tassan, nell'udienza che si è tenuta questa mattina, ha condannato con il rito abbreviato Letizia Alaimo a 9 anni e 6 mesi, Agron Ndoci a 8 anni e Eugenio Spina a 7 anni e 4 mesi. Hanno patteggiato David Calai 2 anni e 4 mesi, Marlin Calai 2 anni e 4 mesi e Clevis Luscia 3 anni e 2 mesi e anche Bionel Shami 3 anni e 2 mesi. Stabiliti i risarcimenti alle vittime con provvisionali variabili dai 5.000 ai 50.000 euro in base anche ai valori dei Rolex rubati, ma i risarcimenti finali saranno da definire con una causa civile. Il PM Lucia Baldovina ha coordinato le indagini della squadra mobile. Resta ancora latitante, lo ricordiamo, uno dei componenti, in realtà ritenuto il capo della banda dei Rolex, l'albanese Christian Lumai. Ora lo sport, la Triestina ha passato il turno playoff pareggiando contro la Giana Erminio al termine di una sfida non bella e accesa nel finale, prima con le 2 reti, poi con il gol non gol che ha graziato gli alabardati. Domani a Rocco la sfida contro il Benevento. Vediamo. C'è da dire che guardare la Triestina non è adatto ai deboli di cuore. Prima il gol della Giana Erminio all'83esimo su un calcio di rigore giustamente assegnato e realizzato da Maguette Foll. Poi il pareggio 3 minuti dopo di Alessandro Malomo da calcio d'angolo e i 100 metri di corsa per andare a esultare sotto la curva Furlan. Infine il gol non gol su mischia furibonda in area giuliana, con la giocata di Perna che sembri superare la linea nonostante l'intervento super di Agostino. Il VAR però, rispetto alle immagini non perfettamente chiare a disposizione per l'analisi, non convalida la rete, graziando così l'Unione che a stretto giro potrà esultare per il passaggio del turno. Così raccontata la partita sembra essere stata piuttosto interessante e intensa, tutt'altro invece, almeno nel secondo tempo, quando la Triestina ha abbassato molto il proprio baricentro, consentendo agli avversari di avanzare sempre oltre la metà campo per cercare la via del gol, con i giuliani che si sono difesi per mantenere il risultato in parità, sapendo di poter contare su 2 risultati per passare il turno. Una strategia che però contro il Benevento, la squadra uscita dal sorteggio e prossima avversaria dell'Unione, non potrà funzionare in primis perché l'avversario è decisamente diverso, in secondo luogo perché il passaggio del turno sarà deciso su doppio confronto e domani l'Unione dovrà cercare di far risultato in casa per potersela giocare poi in Campania. Tornando alla partita contro la Giana, sono state poche a conti fatti le azioni interessanti, fatto salvo per gli ultimi 10 minuti di gioco. Nel primo tempo si evidenzia un tiro di Pavlev a seguito di un'incursione di Elazrak respinta dal portiere. Al 21esimo occasione di testa per Minesso su sponda aerea da calcio d'angolo con palla spedita fuori. Un tiro di Germano impegna Zacchi in un'uscita in tuffo con sfera fuori dallo specchio. Nella ripresa gol annullato agli ospiti per posizione di fuorigioco. Decisamente imprecisa la capocciata di Pavlev al 73esimo, quindi il fallo da rigore di Malomo assegnato dopo diversi minuti di check al VAR per verificare l'eventuale fuorigioco del passaggio precedente. Ribaltamento di fronte immediato però con Malomo che riscatta il fallo con un preziosissimo gol di testa che gli dà le energie per farsi tutto il campo per risultare sotto la curva dei tifosi alabardati. In pieno recupero l'assalto della Giana che sfiora l'impresa, sfiora però perché tecnologia e una buona dose di sfortuna fermano il playoff della squadra di Gorgonzola che, bisogna dirlo, esce a testa alta dal Rocco. La Triestina raggiunge l'obiettivo giocando così così, per domani però bisognerà cambiare passo. E il finale con brivido del match tra Triestina e Giana Erminio è stato analizzato nel post gara da mister Bordin, che ha ripercorso la partita sottolineando l'importanza di avere passato il turno. Il capitano Alessandro Malomo ha parlato anche della gioia per il suo primo gol al Rocco. Vediamo. L'importante era raggiungere l'obiettivo e così è stato. L'allenatore della Triestina Roberto Bordin si rifà soprattutto all'epilogo della gara di playoff contro la Giana Erminio e il fatto che alla fine, anche se in modo rocambolesco, l'Unione ha raggiunto il passaggio del turno. Dopo un primo tempo a ritmo mediocre con pochi sprazzi e un secondo decisamente giocato per gestire il doppio risultato a favore, l'analisi del tecnico non vuole aprire a drammi, con tutto che poi la prossima partita sarà un'altra storia. Il primo tempo l'abbiamo fatto per vincere la gara, come ho detto prima, non siamo riusciti perché ne abbiamo per imprecisione o per errore d'ultimo passaggio o per non tirare in porta, perché abbiamo avuto due o tre occasioni, penso che Ryan e Razak hanno avuto 2 possibilità per tirare in porta e poi una volta Correa ha permesso la palla in mezzo, quasi, insomma, quindi le situazioni ci sono state. È ovvio che poi le partite vanno analizzate, se tu soffri non vuoi per poter vincere per forza rischiare di perdere, quindi se la giornata è storta, è una giornata che magari loro
hanno osato un po' di più rispetto a te e quindi devi cercare di difendere il risultato. È ovvio che poi avendone 2 su 3, quello l'abbiamo considerato, però in un secondo momento, non all'inizio, e mi sembra che la squadra abbia avuto questa idea inizialmente, poi le cose cambiano. Infine la gioia del capitano Alessandro Malomo, autore del gol del pareggio e molto onesto nel dichiarare che quella di sabato per l'Unione non è stata una buona prestazione. Ho fatto qualche gol per la Triestina, però è stata la prima volta a Rocco e Costantino fece un'esultanza del genere e quindi mi sono ispirato a lui. L'ho sentito a fine partita e ero un po' geloso che gli ho copiato È stato lo scatto più lungo che ho fatto in carriera, però ne è valsa la pena. È stato veramente emozionante. Ti ripeto, non avevo mai segnato a Rocco, è stata un'emozione fantastica, soprattutto dopo aver fatto il rigore, quindi bello. Dobbiamo essere obiettivi e non abbiamo fatto bene. La cosa positiva di oggi è passare il turno, però credo che per andare avanti dobbiamo fare qualcosa in più, perché siamo stati tanto bassi, però nonostante questo siamo stati, per quanto eravamo bassi, secondo me siamo stati poco aggressivi, entravamo troppo facilmente, però se vogliamo andare avanti dobbiamo fare qualcosa di diverso, secondo me. Allora, sempre per la pagina sportiva ripercorriamo le tappe principali con gli highlights della terza vittoria in 3 gare della Pallacanestro Trieste con la Reale Mutua Torino dell'altra sera, 74-71 il risultato finale al Pala Rubini. Vediamo. Trieste parte con un vantaggio di 2-0 accumulato in trasferta, ma bisogna giocarla per passare il turno, per provare a approdare direttamente questa sera in semifinale promozione. C'è Justin Reyes, l'americano portoricano, palla Kennedy che prova subito il tiro dai 4,5 metri e mette subito in caldo la mano. A 7 secondi da giocare, Brooks deve inventare qualcosa, il supporto del blocco di Vildera, la penetrazione centrale, la lacrima di Brooks, penetrazione centrale, Ruzier al ferro, canestro, Reyes riceve da Ruzier, si arresta, poi riparte, Superman Reyes a segno, 8-2, parziale lanciato, blocchi proprio per far uscire la guardia americana al suo anno da rookie in Italia, prova il tiro, lo segna, in penetrazione poi scarica, Candussi, mezza ruota, fuori Brooks, il tiro a 3 punti, velocizzare, se c'è un tiro aperto lo prendiamo, certo, ma certo che lo prendiamo, la tripla del baffo, Ruzier come una scheggia in contropiede fino in fondo, cost to cost, Michele Ruzier, Trieste 21, Torino 6, 15 punti di margine. Dall'altra parte con la formazione giallo-blu prova ad andare da Vencato, lo scambio con Poser, bella azione fra i due, dai e vai di pregevole fattura, c'è pronto Ghirlanda ma il pallone va fuori direttamente da Kuzinskina, prova la tripla, la segna, 29 Trieste, 21 Torino, Ghirlanda nell'angolo, gira bene il pallone, la formazione giallo-blu, ancora Schina in penetrazione, prova il tiro appoggiato al vetro, Ruzier sui playmaker, i due giocatori avversari fanno una gran difesa, ma Michele batte tutti fino in fondo. 7 secondi, Schina, palla in mano, va in penetrazione contro Brooks, prova centralmente a prendersi un tiro d'autorità, Schina fra Trieste e Torino. A metà gara Trieste conduce 47-43 contro Brooks, prova a sfruttare il mismatch fisico, fade away di De Vico, sbaglia, rimbalzo di Brooks che poi perde il pallone, Thomas in qualche modo pareggia la sfida, De Angelis serve Brooks, la difesa di Torino però è competente, Thomas va ad alzare le mani, ma la parabola di Brooks è qualcosa di fantastico, 6 di margine ed è ancora Eli Brooks a indicare la strada in questa serie. Dall'altra parte Kennedy, l'inchiodata, Torino risponde, 59-60, Filloi da centrocampo prova la conclusione e segna Ariel Filloi, coniglio dal cilindro. Ultimi 5 minuti di gara, Vencato in penetrazione, sbaglia tutto, Ruzier in contropiede, c'è Brooks per l'appoggiata, la sbaglia, c'è Reyes a correggere a canestro, fatica mondiale a segnare per Trieste, scambia ancora con il playmaker triestino, dentro per Poser, gran palla
schiaccione Bimane, va in penetrazione Vencato nell'angolo, Thomas occasionissima per la Reale Mutua che questa volta centra il bersaglio. 70-69, un solo punto di margine. Secondo bersaglio, 2-2 per Michele Ruzier. Il blocco a far uscire Filloi, non ce la fa Brooks, fallo su di lui immediato di Thomas, l'eroe di gara 1. A segno che questo, più 5 Trieste, 5 secondi da giocare. Poser trova Kennedy che probabilmente andrà a un tiro velocissimo, rovesciata, canestro, 1 secondo e 4 decimi, 74-71 più 3 Trieste, pallone recuperato da Thomas che poi lo perde, ma poi arriva il fischio della sirena mentre il pallone rotola sulla linea di fondo. Trieste ha vinto, vince gara 3 74-71, 3-0 netto il percorso in questa serie e si qualifica alla semifinale promozione. E il grande protagonista del match casalingo con Torino, il play triestino Michele Ruzier, ai nostri microfoni. Sentiamolo anche con il general manager della pallacanestro Trieste, Michael Arcieri. Vediamo. Sì, finalmente aggiungerei dopo tanti anni. Sono contento di aver giocato davanti a un pubblico così, è stato veramente stupendo per me e per tutta la squadra. Siamo sicuramente contentissimi di aver vinto 3-0, una cosa che non pensavo, invece siamo stati bravi, solidi, tutti assieme nei momenti importanti, quindi molto molto contento. Mike, anche un tuo commento invece sulla prestazione di Michele, che questa sera ha veramente preso per mano la squadra e l'ha accompagnata a questa vittoria. È la cosa più importante nel playoffs. Abbiamo vinto una partita stasera perché lui alla fine ha gestito tutto. Lui è il migliore point guard in A2, ovviamente. Con lui, se giochiamo, come parliamo sempre, di aggressione e precisione, avremo un chance, ma solo perché c'è lui con la palla gestendo tutto. La cosa che mi è piaciuta in assoluto di più, come ho detto prima, in queste 3 partite è stata la solidità in tutti i momenti. E magari durante l'anno determinate partite facevamo fatica a star sul pezzo, adesso vuoi perché sono i playoff, vuoi perché stiamo tutti bene, siamo al completo, siamo stati veramente solidi in tutti i momenti, in tutte le difficoltà che ci sono state in queste 3 partite. È tutto per questa edizione, il telegiornale di Tele4 ritorna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.